Come un vestito di alta sartoria, l'evasione fiscale era fatta su misura per i clienti che la richiedevano. Un'organizzazione criminale con base in Veneto, tra Padova e la Riviera del Brenta, è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Venezia, che ha arrestato 20 persone ed eseguito 150 perquisizioni in tutta Italia. Il meccanismo era semplice: il supermarket della fattura falsa messo in piedi dall'organizzazione realizzava società fittizie su misura alle richieste delle aziende clienti, operanti nei più diversi campi e che volevano coprire acquisti e vendite in nero di consistenti stock di merce, dal tessile all'acciaio, dal materiale plastico alla cartotecnica. L'organizzazione individuata aveva assunto una tale professionalità nel gestire le società fittizie da costruire su misura per le esigenze di evasione dei clienti le strutture societarie che servivano. In 3 anni erano riusciti a creare 30 aziende fittizie. L'indagine della Procura di Padova ha avuto inizio dopo la testimonianza di una cittadina extracomunitaria assoldata dal sodalizio criminale per intestarsi alcune finte società e conti correnti all'estero. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per 35 milioni di euro, tra questi anche una prestigiosa villa della Riviera della Brenta che appartiene al capobanda Salvatore Lazzarin di Dolo. La sede del gruppo invece era a Padova, in via Savelli. L'associazione è composta da soggetti che fanno questo mestiere da una vita e fanno solo questo, risultano formalmente dipendenti di società cartiere da loro stessi create, ma sostanzialmente gestivano queste società intrattenendo i rapporti con i clienti ai quali fornivano questo tipo di prestazioni, gestendo la documentazione contabile, fiscale e soprattutto gestendo il ritorno in contanti dei proventi dell'evasione fiscale.